Come Monica ricordava, io ho fortemente voluto questa nostra assemblea fin dal primo giorno del mio insediamento, forse anche da prima, dall'inizio della campagna congressuale, e ho avvertito quali fossero durante quel periodo gli spunti, le indicazioni, l'energia, anche le critiche che dai nostri circoli potevano giungere e quanto fossero importanti per la nostra ripartenza. Avevamo pensato che queste giornate fossero delle giornate diverse. Per ieri, come sapete, avevamo organizzato una lunga serie di incontri con il nostro segretario nazionale nel mondo dell'impresa, con i sindacati, in un'azienda agricola e in un'impresa manifatturiera. Quel programma lo abbiamo ovviamente smontato, accortici di quanto stava succedendo dal 24 febbraio in poi, così come abbiamo rinviato ad un'altra data l'assemblea, anzi l'Agorà, che era prevista a Verona sui temi della sostenibilità. Ma questa assemblea l'abbiamo voluta mantenere e, come ho detto all'inizio, parlare della pace, della libertà, della democrazia, di come far sospendere la guerra, di come avere una comune visione dell'Italia e dell'Europa significa parlare di noi, significa capire che come siamo riusciti a fare di più anche durante la pandemia a livello europeo, adesso è possibile fare di più a livello nazionale e a livello continentale per una politica europea di difesa e di sicurezza comune, per una politica estera di solidarietà e naturalmente in grado di ottenere delle misure economiche, finanziarie e tecnologiche che possano permettere di riaprire la strada del dialogo e della soluzione diplomatica. Oggi credo abbiamo dimostrato che siamo una grande forza. Io non so se ci sono altri partiti nel Veneto che sono in grado di organizzare un'assemblea così, con tutti voi qui presenti, con tante altre persone che sono collegate online, con tanti che non ci sono perché impegnati, qualcuno in presidi, in banchetti. Non so se ci sia una forza in grado di fare tutto questo. So che il nostro consenso deve crescere, deve essere più forte, perché abbiamo competenze, capacità, energie che dobbiamo far ripartire, rimettere in circolo, trasformare in proposte, in opinioni, in capacità di interpretare la società e quindi anche in consenso. Quindi c'è un lavoro enorme da fare da questo punto di vista. Oggi però siamo un partito unito, siamo un partito che sta insieme, in cui ognuno dice la propria opinione, ci si confronta, si converge su scelte che qualche volta accontentano più me e qualche volta più qualcun altro, ma oggi siamo un partito unito. E questo è un valore assoluto, è il racconto che si è fatto di noi, sempre pronti a parlare delle nostre divisioni piuttosto che della nostra capacità di stare insieme, è un racconto che non dobbiamo più permettere che si faccia. Oggi siamo un partito... Oggi siamo un partito dove può intervenire Francesco, che ha 19 anni, che io ho conosciuto via Facebook quando è stato eletto segretario di Oderzo, oppure l'avete sentito Gigi Coppiello, che può insegnare a me del Veneto, che da molti anni leggo come tanti altri in questa sala, che oggi ci può insegnare anche dell'Emilia Romagna, per la verità, non solo più del Veneto, e che è segretario di Schio, che ha messo la sua competenza a disposizione, o lui, che è segretario di Grisignano, che prima è intervenuto, che ha dato l'idea di quale sia la nostra esperienza e di come dietro anche ogni nostra storia ci sia una storia personale che rappresenta qualcosa, nel suo caso qualcosa di drammatico, ma siccome ha 21 anni ha potuto raccontare delle esperienze dei suoi genitori. Ecco, io penso che abbia ragione Paolo Giaretta, ci vuole dignità, ci vuole passione e noi ce la metteremo questa dignità e questa passione, ce la metteremo fino in fondo, perché il nostro obiettivo è quello
di cambiare la politica nel Veneto. Ha ragione Gigi, lo riprendo. Facciamo questo slogan come il nostro slogan. Io ho detto ripartire, rimettiamoci in cammino, adesso dobbiamo provare a cambiarla la politica nel Veneto, a indicare come è possibile farlo, a spiegare qual è il nostro progetto alternativo, qual è il nostro modo nuovo di rappresentare la società veneta, com'è e come sarà la nostra proposta per recuperare un ruolo al Veneto di regione trainante a livello nazionale, a livello internazionale. Parliamoci chiaro, troppi sono stati i nostri ritardi e questi ritardi si sono innestati sulla forza dei nostri avversari, sulla incisività delle loro proposte o talvolta solamente con la capacità di accompagnare quello che succedeva nel Veneto. Ecco, noi adesso questa storia la dobbiamo cambiare. Siamo qui per questo, ci siamo messi in gioco per questo, nessuno di noi ha voglia di perdere del tempo o di vivacchiare, possiamo mettere insieme tante competenze, lo stiamo facendo, abbiamo attivato davvero tanti incarichi, tante persone che ci stanno dando una mano, un piano di lavoro che sta prevedendo una serie di incontri con le forze economiche e sociali, ma che prevederà presto delle iniziative sui temi che abbiamo subito di più, quello della sanità, quello dell'autonomia, quello dell'impresa. Ecco, su questo dobbiamo, quello del lavoro ovviamente, che rimane la questione centrale della nostra identità e di ciò che dobbiamo essere e di coloro che vogliamo rappresentare. Su questo stiamo lavorando e lavoreremo insieme, qui non si creda che io voglia fare chissà cosa, lavoreremo insieme con i segretari provinciali ovviamente che sono qui, che sono stati citati. Io sto cercando di metterci quel di più di forza che possa dare al partito regionale una dimensione politica pubblica, percepibile, e tanto ancora dobbiamo fare perché questo possa avvenire. Dobbiamo saperci, come dire, raccontare meglio, comunicare meglio. Mentre ero qui ho ricevuto qualche messaggio da qualche segretario di circolo, qualcuno che ho visto durante la campagna congressuale, che non è qui, qualcuno da remoto, e mi hanno detto quando vieni, quando ci vediamo, ed è una cosa che io continuerò a fare. Ho già preso alcuni impegni in questo senso e siccome però dobbiamo usare anche le forme nuove che questa svolta digitale che si è compiuta e che in parte si sta compiendo ci ha dato, abbiamo anche pensato nel nostro piano di comunicazione, rifacendo il sito, e lo vedrete nel mese di marzo, con la fine del mese di marzo, che attiveremo ogni lunedì, ogni primo lunedì del mese, a partire dal mese di aprile, un video forum su Zoom con gli iscritti del PD, a cui sarà presente il segretario regionale, il gruppo dirigente regionale, che si chiamerà Linea PD. La linea e il PD sono due cose per me determinanti, ma la linea in questo senso è anche la comunicazione, e che possa essere un modo per sentire istanze, siccome non è possibile, non sarà possibile che si giri dappertutto e ovunque, siccome non sarà possibile che sempre ci sia la possibilità di avere incontri come questi, allora abbiamo attivato anche questa linea PD, questo video forum che faremo ogni primo lunedì del mese e che sarà l'occasione per ascoltare soprattutto, non perché io venga a fare la relazione, ma per, come diceva Monica, ascoltare idee, suggerimenti. Lo manderemo a tutti i segretari di circolo a breve tramite segretari di federazione o direttamente, e quella potrà essere l'occasione per avere questo confronto che io penso possa essere determinante, così come dovremmo continuare a lavorare sulle agorà, dobbiamo intensificare il nostro lavoro da questo punto di vista, farne di più, organizzare le agorà come un modo per parlare con persone che non sono iscritte, con la società, con le associazioni, chiamarle ad un impegno. Era prevista questa a Verona, se ne farà a breve una sul lavoro, è prevista il 12 un'altra sul turismo. Io chiederei ai segretari a Treviso
di concentrarsi anche su questo impegno nelle prossime settimane per fare sì che l'Agorà sia un pezzo di quello spirito costituente che dobbiamo metterci nel costruire la nostra proposta nel Veneto, e così come ne ha già parlato Paolo Giaretta, la scuola di politica che ho fortemente voluto, strappando a lui questo consenso, e credo dovrà servire ai circoli, perché qualcuno l'ha detto, io lo penso anch'io. I circoli non li dobbiamo lasciare soli, e non saranno soli, e che con tutti noi continueranno ad impegnarci. Ma a proposito di questo, e chiudendo questo mio ragionamento sui temi della guerra e della pace, io vorrei chiedervi di continuare a manifestare e di mettere a disposizione di tutta la nostra forza, la nostra rete, la nostra comunità, come è stato detto in qualche intervento, nella vicinanza al popolo ucraino, aderendo a tutte le iniziative di solidarietà che possano portare un aiuto concreto alle popolazioni aggredite, ai profughi che fuggono dalla guerra e che vengono da noi. E per questo noi abbiamo aderito alla campagna nazionale, che è quella innanzitutto di raccogliere fondi attraverso l'SMS solidale, in collaborazione con l'Unicef, con la Croce Rossa, e vi pregherei, lo stiamo già facendo, noi vediamo se riusciremo a coordinarlo anche a livello regionale, ma è importante che tutte le nostre iniziative a livello territoriale si muovano assieme alle associazioni e alle istituzioni locali. Per questo vi chiederei di raccogliere quante più informazioni possibili sulle necessità e sulle priorità in ogni parte del nostro territorio, a promuovere o ad aderire alle iniziative di solidarietà organizzate, e anche a cercare di dare il nostro contributo per quella che sarà la vera sfida delle prossime settimane, che sarà quella dell'accoglienza delle persone che arriveranno, perché in Italia in questo momento ci sono 266.000 ucraini, ma con quello che sta succedendo noi dobbiamo pensare che il nostro paese possa essere un paese in cui questa cifra cresce in modo molto molto elevato. Oggi pomeriggio alle 3, cioè tra 2 ore, il segretario nazionale ha convocato una riunione con i segretari regionali alla quale parteciperò, proprio su questo tema dell'accoglienza operativa. Non appena ho delle notizie in tal senso, convocherò l'esecutivo regionale lunedì, e poi trasmetteremo tutte le notizie tramite i segretari, perché sia possibile che noi facciamo la nostra parte su questo, perché in questo momento siamo chiamati a fare questo. Il mondo fuori sta cambiando, la pandemia ci ha cambiato, ora la guerra, e sono dimensioni che possono indurre due reazioni. Possono indurre la reazione della paura, o si può indurre la reazione della partecipazione e dell'impegno. Chi compie studi demoscopici ci dice che è prevalente la voglia di impegno. Ecco, allora io vi chiedo davvero di intercettarla nel vostro territorio, questa voglia di impegno. Voi non servite solo per organizzare le iniziative quando viene qualcuno di voi a parlare. Voi siete quella linfa vitale che ci permette di intercettarlo, quell'impegno, di fare in modo che si accresca l'appeal dei nostri circoli, che siano un luogo dove un ragazzo, come è successo a me, ma forse era un caso, ma tanti altri, a 16 anni di decidere di andare in un circolo per impegnarsi, per dire la propria. Dobbiamo rendere un luogo di partecipazione. Dobbiamo certe volte, qualcuno l'ha detto, fare in modo che siano più attrattivi, più accoglienti, e che possano essere un luogo che dà l'idea che noi siamo in grado di ascoltare, di essere uno strumento per costruire delle offerte politiche, e il fatto che noi siamo qui stamattina tutti quanti è la dimostrazione che questa sfida la accettiamo, e accettiamo di rinnovare anche questo nostro strumento dei circoli per proiettarci al futuro. Io sono abbastanza laico per avvertire la necessità di coniugare e declinare in maniera costruttiva
tutti gli strumenti che possiamo avere a disposizione per allargare la nostra base partecipativa, ma so che i circoli possono essere fondamentali perché nei circoli torni la politica, torni l'impegno, torni la partecipazione, perché si esprima una visione politica e che si sappia coniugare questa visione con un'azione pragmatica. Ecco, va rovesciata la piramide perché è proprio la base dei nostri circoli che deve essere posta in alto per arrivare alle decisioni, non perché partono dall'alto, ma perché hanno un processo di costruzione anche dal basso. È come nel calcio. Io me ne occupavo. La costruzione dal basso comporta più fatica, comporta maggiore concentrazione, comporta anche maggiori rischi di sbagliare. Ma io penso che se poi superi il pressing, e il pressing è quello che abbiamo avuto come se avessimo sentito addosso qualcosa che ci diceva che non eravamo sufficientemente in grado di costruire la nostra azione, se superi quel pressing allora puoi andare in porta e puoi segnare. Ecco, questo è quello che noi dobbiamo fare e lo dobbiamo fare per dare un'opportunità al Veneto, di poter cambiare. Grazie.